Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati in nuovo appuntamento con Dialogoi, incontri a Villa Rendano. Stasera ci occuperemo del centro storico di Cosenza, lo faremo però da un altro punto di vista, ossia ci faremo raccontare da chi ci vive, dalle associazioni che lavorano per far sì che questo territorio sia davvero quello che è il cuore della città, che questo cuore torni ad essere pulsante. Ebbene, vogliamo insieme a loro scoprire quali sono i bisogni veri e quali sono le richieste poi che partono dagli abitanti del centro storico. Dovete sapere che è nata una rete di associazioni, l'idea è quella di insieme sostenere praticamente e abbracciare le mura antiche della parte forse più preziosa della città e al contempo dare dei servizi e ancora far sì che la cultura arrivi laddove forse non arriva, quindi laddove è un po' più distante, è un po' più lontano dal centro, perché la cultura educa. Quindi un progetto a cui abbiamo voluto dare voce perché ha una forte identità sociale. Grazie per essere con noi a Stefano Catanzariti, lui è il presidente del comitato Piazza Piccola. Grazie per essere con noi a Matteo Vocaturo, lui fa parte dell'ambulatorio popolare Auser a Cosenza Vecchia. Parleremo di questa esperienza perché dovrebbe partire, ma c'è già un ambulatorio che è dell'Auser attivo nel centro storico e che davvero è punto di riferimento per tante persone. Ci faremo raccontare chi usufruisce di questi servizi e quali sono le problematiche. Grazie a Sandra Berardi, lei è un'imprenditrice agricola dell'associazione Iaraia Ollus, spero di non averla sbagliata come nome, e grazie ad Eleonora Rita Formisani, anche lei medico come Matteo dell'ambulatorio popolare Auser Cosenza Vecchia. Allora Stefano, io vorrei cominciare da te, presidente del comitato, lo ricordo Piazza Piccola, mi piace sottolinearlo perché essendo delle associazioni forse i nomi non sono conosciutissimi e quindi identificarli bene è importante. Come nasce l'idea di una rete di associazioni per il centro storico e poi ancora concretamente come vi muovete, perché spesso l'idea delle associazioni è quella sì di fare però non fino in fondo, è quella di avere dei progetti che poi restano sulla carta, è quella di avere l'entusiasmo che poi però si arena con le difficoltà. Spero non sia il vostro caso intanto. Innanzitutto voglio fare una precisazione, non sono il presidente. Abbiamo deciso di impostare questo comitato mettendo tutti quanti sullo stesso livello, non ci sono presidenti, non ci sono capi, siamo tutti sullo stesso livello. Il modello orizzontale, sì. Siccome il comitato così c'era stato, come dire, anticipato, però ci fa piacere sì. Che ci siano anche queste sperimentazioni nell'organizzazione delle sì. associazioni, quindi un modello orizzontale. Sì, un modello orizzontale che prova a mettere alla base la condivisione, la partecipazione e la solidarietà fra i cittadini, fra gli attivisti e chi è interessato a creare un futuro diverso per il centro storico, ma anche un futuro diverso in quella che è la società, in quello che è la nostra città. Il comitato nasce a seguito di un crollo, ma nasce soprattutto da una riflessione poi da parte degli abitanti e di chi aveva a cuore quella zona di città su quelle che erano le condizioni al centro storico, sia dal punto di vista strutturale, quindi con un crollo ci siamo resi conto della fragilità del centro storico, ma ci siamo resi conto che
non potevamo fermarci su quel singolo crollo perché intorno a noi stava crollando tutto quanto il resto. E quindi nasce da questa esigenza di dare delle risposte per la tutela e la messa in sicurezza del centro storico, ma c'è anche una questione sociale che ci preme sottolineare, perché all'interno del centro storico non è solo una fragilità degli edifici, ma anche delle famiglie, dei ragazzi, degli anziani che vivono quella parte di borgo, cioè il borgo antico, la città vera di Cosenza, dove nasce la nostra città. Precisiamo anche un'altra cosa: la gente che abita a Piazza Piccola, che insomma è abbastanza corposa, no? Come entità numerica, vuole andare via o vuole restare proprio nella Piazza Piccola, quindi in questo luogo che poi è bellissimo e abbastanza anche centrale? Come diceva Brunella, che cioè una delle personalità diciamo, forti del centro del comitato, diceva il centro storico sì è bello, serve magari a tanta gente ne parla, però la vera storia la stiamo perdendo, la vera storia la stanno facendo chi abita quei luoghi, resistendo lì dentro, nessuno se ne vuole andare, tutti hanno, diciamo, un affetto verso quel posto, vogliono resistere e vivere in quel posto, ma lo vogliono fare in una situazione dignitosa. Alcune situazioni non sono dignitose. Come ti dicevo prima, ci sono vari problemi che vanno a prendere tutte le fasce sociali, dai bambini che li puoi trovare la mattina a girare nel quartiere perché alcuni non vanno a scuola, mentre altri ragazzi vanno abbandonati, rischiano magari altre strade. Nessuno va lì a domandarsi come potrebbe essere un futuro diverso per questi ragazzi, nessuno si pone il problema di creare magari un'idea diversa di società all'interno di quel quartiere. I ragazzi non hanno speranza, non hanno futuro, non hanno sogni, quindi la prima opportunità che gli si pone davanti la prendono al volo. La stessa cosa per gli anziani che tante volte rimangono segregati in casa per dei semplici problemi magari motori. Sappiamo che è difficile, ci sono tante barriere architettoniche e naturali all'interno del centro storico, ma se i servizi sociali, se non c'è un'attenzione su chi è più fragile, chi ha bisogno d'aiuto, diventano dei casi, cioè dei casi che rimangono da soli, rimangono isolati e nessuno se ne occupa, nessuno ne parla. Quindi parlare di questo, mettere al centro quelli che sono i problemi del centro storico, ma anche della città, non significa screditare la città, ma significa rimanere vigili, rimanere attivi su quelli che sono i reali problemi per fare in modo che questi problemi si risolvano. Ed è una denuncia forte, fatta di esperienze quotidiane, quelle di cui ci parla Stefano, che dice per il momento si resiste ed è questa la nostra battaglia da vincere, resistere perché resistere significa vivere e resistere per evitare finché si può di vedere bambini che abbandonano la scuola, quindi la dispersione scolastica di cui tanto si parla, non sono soltanto numeri nelle statistiche, ma come vedete sono purtroppo concrete situazioni che non danno poi futuro e che generano degrado. Quindi le associazioni si fanno, come dire, portavoce e portatrici delle istanze di una parte della città che vuole essere ascoltata, che ha delle fragilità ma anche delle proposte che scopriremo più avanti. Matteo Vocaturo, lo abbiamo detto, tu sei un medico, c'è questo progetto di aprire l'ambulatorio popolare dell'Auser nella Cosenza Vecchia. Allora, perché un altro ambulatorio, visto che ce n'è già uno, no? In un'altra parte, sempre comunque della città vecchia? Sappiamo che Cosenza, la parte antica di Cosenza è molto vasta. Allora, se non sbaglio, l'altro ambulatorio non si trova esattamente. In via Cesare Gabriele, l'inizio era allo Spirito Santo, però poi è stato spostato in via Cesare Gabriele. Quindi insomma c'è stata questa variazione per cui è nata la necessità di aprire un nuovo. Abbiamo voluto fare in modo di ritornare a Cosenza Vecchia. Più che altro proprio perché per le difficoltà strutturali di Cosenza Vecchia, la popolazione di Cosenza Vecchia
ha difficoltà a uscire da quello che... Spieghiamo però che cos'è l'ambulatorio medico dell'Auser, perché chiaramente a voi è molto familiare, chi ci ascolta potrebbe non conoscere una storia che è una storia bellissima, una storia soprattutto di accoglienza. Ci spiegavano i medici dell'ambulatorio che adesso insomma si è trasferito, che loro facevano molto ascolto, no? delle persone, delle difficoltà, e questo ascolto era già in qualche modo quasi un balsamo su alcune ferite. Assolutamente sì, ma questa è, diciamo, che è la base di quello che è il lavoro di un medico: ascoltare, entrare in una condizione di fiducia con un paziente, per cui sicuramente anche per una sorta per tutta una serie di vincoli amministrativi, medico-legali, noi ci possiamo spingere fino a un certo punto, cioè non sostituiamo medici di base, facciamo un altro tipo di lavoro, che parte appunto dall'ascolto di quelle che sono tutte le problematiche della popolazione che sicuramente afferirà all'ambulatorio. Non solo della popolazione diciamo convenzionale, perché all'interno di Cosenza Vecchia ci sono tutta una serie di realtà di persone non inquadrate all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, per cui... Chiaramente il riferimento è a molti migranti che non hanno il permesso di soggiorno e che hanno bisogno di cure mediche, per cui l'ambulatorio va sottolineato, è un punto di riferimento volontario, un ambulatorio gratuito, ecco perché poi tante persone che hanno quella fragilità di cui parlava Stefano prima hanno l'esigenza di avere delle risposte e trovano nell'ambulatorio proprio quelle risposte che cercavano. Assolutamente sì, assolutamente sì. E appunto nasce per questo, per entrare all'interno di un contesto che è abbastanza ermetico, nel senso che è difficile in modo differente. Mi sembra anche la vostra attività molto borderline anche per le persone che afferiscono, no, all'ambulatorio. Allora, anche per farci capire da chi ci ascolta, quali sono i servizi reali che voi date a queste persone, oltre immagino all'ascolto ma anche delle visite, no? Assolutamente sì. Ora, io non so come fosse strutturato, come sia strutturato l'Auser originario, insomma, quello gestito dal dottore Formisani, ma quello che speriamo di riuscire a fare noi è appunto porci come un punto a cui tutti quanti possono afferire, dall'influenza al controllo di patologie croniche. Comunque noi siamo lì per fornire una prestazione sanitaria a chi ha difficoltà appunto a recarsi presso altre strutture o a recarsi dal suo medico di base, insomma saremo aperti un po' a tutto, un po' a tutto. E va anche sottolineato un altro aspetto, perché voi siete anche medici che offrite la vostra professionalità in modo gratuito. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutto quello che facciamo è a titolo puramente gratuito. Ci rapporteremo anche con i medici di base, con le farmacie del territorio, insomma, per avere un supporto anche da questo punto di vista, nel senso che i farmaci che riceviamo non li faremo pagare, insomma. C'è un banco farmaceutico, credo che in questo il banco aiuterà molto una realtà nascente come la vostra. Sì. Sicuramente andrà così. Per cui tutto quello che faremo, insomma, sarà l'accesso sarà completamente libero per chiunque si voglia recare presso l'ambulatorio. E questo è anche un altro dei servizi che forse necessita implementare noi, una parte della città che è una parte, per riutilizzare sempre le parole di Stefano, che mi sono sembrate parole davvero delicate, dignitose, parole che però lasciano intraprendere la gravità del problema, quando lui parla di una società, di
categorie sociali molto molto fragili che hanno bisogno invece di una mano tesa. Quindi ecco la solidarietà vera, le associazioni che vivono questi problemi. Sandra Berardi, abbiamo detto Yaraia Ollus, che non riuscirò mai a dirlo per bene. Intanto, che cos'è la vostra associazione, perché avete aderito a questa rete e come operate nel centro storico? L'associazione è un'associazione per i diritti dei detenuti. All'interno del centro storico, vabbè, a parte che faccio parte anche del comitato Piazza Piccola, insomma, però l'associazione è nata nel 2005 e nasce dopo aver avuto la possibilità di vedere dall'interno cosa sono le carceri, cos'è il carcere, quali sono le condizioni dei detenuti. Poi ovviamente man mano abbiamo avuto modo di andare a scoprire e a aprire questa sorta di vaso di Pandora dove esce fuori veramente di tutto. Quindi l'attenzione dell'associazione è principalmente indirizzata a tutelare le persone che si trovano recluse, perché sì, è vero che hanno commesso qualche reato, hanno rotto un patto sociale, però è anche vero che lo Stato, nel momento in cui li prende in carico all'interno delle carceri, deve innanzitutto far capire che cosa hanno commesso fuori e accompagnarli in determinati percorsi cosiddetti rieducativi, ma dovrebbero essere anche di ricostruzione con il territorio e con la società, perché sono persone... Voi avete proprio questo compito, quello cioè di ricostruire questo legame con il territorio? No, allora con il territorio noi cerchiamo innanzitutto di accendere un faro rispetto alle questioni carcerarie, perché purtroppo non sempre avviene il percorso rieducativo che sta alla base dell'articolo 27 della Costituzione. Proprio questa mattina su una testata nazionale c'è una nostra denuncia rispetto a un detenuto che è stato violentemente pestato da circa 20 agenti di polizia penitenziaria. C'è un'inchiesta, c'è una denuncia della procura grazie ad una coraggiosissima dottoressa del pronto soccorso di San Gimignano. Ecco, sicuramente non sono episodi che avvengono tutti i giorni questi, però avvengono. La società non ha la possibilità di entrare all'interno delle carceri e di tenere monitorato. Capisco perfettamente. Poi mi piaceva capire il legame con il centro il legame storico. con il centro storico all'interno della sede del comitato Piazza Piccola c'è anche uno sportello gestito dall'associazione dove i familiari possono, o ex detenuti possono comunque rivolgersi a noi per una serie di segnalazioni e di supporto, per esempio per il recupero delle differenze sulle mercedi, perché i detenuti, in base a quello che è l'ordinamento penitenziario, sui lavori intramurari dovrebbero percepire una paga che corrisponde ai 2/3 del contratto collettivo nazionale a parità di mansioni, però questo qua non avviene. Ad oggi abbiamo presentato all'incirca 35 ricorsi e sono tutti quanti ricorsi che ovviamente vanno a buon fine, perché il Ministero viene condannato a pagare le differenze retributive. Quindi c'è anche questo segmento all'interno del centro storico e chiaramente si danno delle risposte. Credo che poi il problema principale, oltre alla mole burocratica che è importante, che uno sportello come dire, snellisca, no? E quindi aiuti le famiglie, c'è anche un altro problema una volta fuori dal carcere, che è quello della reintegro e quello della rioccupazione di un lavoro che è sempre più difficile da ottenere, no? Sì, assolutamente, però su questo noi al momento non abbiamo nessun progetto rispetto a questo, però è chiaro che è una problematica che è fortissima. Alcuni anni fa, nel 2006, quando venne varato l'indulto, uscirono fuori
tantissime persone grazie all'indulto, no? Il governo allora per esempio predispose dei fondi per le città metropolitane, per i consorzi dei comuni, e noi stimolammo il comune di Cosenza a predisporre dei progetti per poter accogliere queste persone, cosa che inizialmente non fece, poi con una collaborazione con la regione tirarono fuori un po' di soldi e permisero delle borse lavoro per una parte delle persone che erano uscite qui sul territorio di Cosenza, un accompagnamento per i primi 6 mesi che non era comunque poco. Ecco, insomma, le azioni comunque dell'associazione si muovono su diversi piani, da quello del disbrigo di pratiche burocratiche alla denuncia anche del malfunzionamento, ma anche quello di provare a creare dei ponti e a provare in qualche modo ad avvicinare la società al carcere, perché il carcere si vede spesso come un'entità estranea rispetto alla società, però le persone che sono all'interno delle carceri prima o poi usciranno, e allora bisognerebbe provare anche a superare il pregiudizio che magari investe una persona che ha sbagliato. È quello che cercate insomma, di fare anche all'interno del centro storico, che evidentemente ha di queste situazioni. Sì. Sì. Eleonora Rita Formisani, anche lei è un medico dell'ambulatorio popolare Auser Cosenza Vecchia. Abbiamo detto che questa realtà insomma, la state costruendo per bene, però lei ha anche esperienza dell'ambulatorio che ha avuto il trasferimento e che prima operava nel centro storico. Quindi come è stata costruita questa esperienza che è diventata davvero fondamentale per quella parte della città, tanto da diventare un vero e proprio esempio di volontariato concreto, di solidarietà vera? Allora, innanzitutto precisiamo che io ne faccio parte dall'anno scorso, perché dall'anno scorso che sono abilitata alla professione, quindi l'ho vissuto dall'esterno, non come diretta protagonista. Questo ambulatorio è nato nel 2010, nel maggio del 2010, presso lo Spirito Santo, grazie appunto alla volontà di diversi medici che si sono messi insieme per cercare di coprire un bisogno che la nostra città non riesce a offrire, lo offre con difficoltà a noi cittadini che siamo iscritti al sistema sanitario nazionale, e che quindi molte persone che ne sono escluse non ne possono far parte, per cui nasce proprio dalla necessità di coprire, di andare a cercare di garantire un diritto che è riconosciuto dall'articolo 32 e l'articolo 3 della Costituzione, che in soldoni ci mettono tutti sullo stesso piano da un punto di vista di diritti alla salute, alle cure, di uguaglianza sociale, senza badare a sesso, razze, religioni. Quindi questi medici hanno cercato di sopperire a quello che lo Stato non riesce a garantire, ovvero delle cure primarie. Non si parla di azioni eclatanti, non sono stati dei paladini della giustizia, sono state semplicemente delle persone che hanno capito che c'era bisogno di intervenire su un diritto fondamentale che è quello della salute, che ad alcune persone non viene garantito. Sono state offerte anche prestazioni specialistiche, ricordiamo che infatti afferivano anche cardiologi e psichiatri, perché poi c'è una larga fetta di persone che purtroppo, avendo alle spalle realtà importanti come provenienze dalla Libia, in cui le situazioni dei carceri insomma, sono disastrose, ma lo sapete meglio di me, c'è anche quello che bisogna anche molto garantire, un'assistenza di tipo psicologica, perché queste persone vengono fuori da dei disagi impressionanti di cui veramente noi non possiamo avere contezza. Per cui quello che si è cercato di offrire a queste persone, oltre appunto all'ascolto, che comunque non è una cosa banale, è una cosa che la cosa forse più importante di cui queste persone hanno necessità, perché hanno una fragilità estrema, è stato anche cercare di guarirle per quel che si è potuto da un punto di vista fisico. Si parla di piccole patologie ovviamente, perché
va anche ricordato che non si può poi andare tanto oltre con gli strumenti, perché sono veramente esigui quelli che sono stati diciamo offerti, però c'è stata un'affluenza notevole, c'è tuttora un'affluenza notevole, e va ricordato che ne afferiscono anche persone diciamo italiane, quindi non è solo l'affluenza non è solo delle persone immigrate, ma ci sono anche molte persone indigenti che non riescono quindi a comprare i farmaci di prima necessità, non parliamo di cose insomma grandiose, e che grazie all'aiuto soprattutto dei banchi farmaceutici, di alcune farmacie che ogni tanto ci offrono dei farmaci, si riescono insomma a soddisfare questi piccoli bisogni. Quindi insomma penso che sia una cosa molto importante, si è andati a intervenire dove lo Stato, come molto spesso accade con tutte le associazioni di volontariato, non riesce ad intervenire, si cercano di tappare dei buchi. Ed è lo spaccato di una città invisibile, Sì. no? Che invece pullula di storie e di bisogni. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Dialogò, incontri a Villa Rendano, ci stiamo occupando del centro storico di Cosenza, ma lo stiamo analizzando, lo stiamo vedendo forse per la prima volta attraverso gli occhi delle associazioni, andando quasi nei vicoli e nelle case dove ci sono davvero tanti bisogni. L'abbiamo definita la città invisibile che ha voglia di riscatto. Stefano Catanzariti, lui è del Comitato Piazza Piccola, abbiamo detto che è nata questa rete di associazioni che con forza sta lavorando per migliorare la qualità di vita di chi abita nel centro storico che resiste in maniera tenace. Quello che ti voglio chiedere, intanto la rete di associazioni siete in tanti, qui sì. Insomma siete rappresentati in 3 ma siete molti di più, e poi però voi avete anche una proposta. Qual è questa proposta per far ripartire la dignità in una parte che è grande, una parte che è preziosa della città, la dignità come conquista, e questo poi è il vostro obiettivo? Allora, le associazioni che non ci sono ma che ci tengo a ricordare sono Neverland, che fa parte anche dell'ambulatorio e si occuperà dei problemi dal punto di vista psichiatrico e psicologico, quindi anche di ascolto e di cura di questa parte, questa fetta di problema. Poi ci sono la San Pancrazio e Santa Lucia che operano da anni nel centro storico e danno un supporto dal punto di vista educativo e scolastico con doposcuola e ludoteche. Anche Casa dei Diritti Sociali che ha proposto e sta portando avanti dei laboratori insieme ai bambini per provare a diciamo, stuzzicare anche la creatività e tenere anche i ragazzi diciamo, impegnati su qualcosa di costruttivo. Ci saranno i Cobas e OSB che si occuperanno delle pratiche lavorative, del CAF, del patronato, ma anche di un supporto legale dal punto di vista medico, con cause di INAIL, l'INPS, pratiche che andranno a sbrigare. C'è Radio Ciroma che è la radio di riferimento della rete, dimentico qualcuno. No, dovremmo essere questi. Poi c'è l'associazione Pangea, da qui mi va di iniziare per parlare delle proposte. L'associazione Pangea, con il presidente Saverio Greco, ci ha aiutato in questi anni a creare una mappa degli edifici a rischio crollo. Abbiamo mappato tutti gli edifici del centro storico che hanno un problema dal punto di vista strutturale. Abbiamo stilato delle schede strutturali e abbiamo catalogato in base al grado di rischio quelli che sono i palazzi. E al momento abbiamo una mappatura completa del centro storico, sappiamo quali sono i palazzi ad alto rischio, medio rischio o basso rischio. Su questa mappa si potrebbe iniziare a lavorare per un recupero reale del centro storico. Un anno fa il ministro Franceschini è stato a Cosenza e ha inserito, grazie anche alla spinta dei comitati, delle associazioni, ha inserito Cosenza in un progetto che vede destinare 90 milioni dei fondi CIPE.
Noi crediamo che con quei 90 milioni si debbano fare investimenti sul privato, sui cittadini che non hanno la possibilità di intervenire sulle proprie case perché o percepiscono una pensione minima e non ce la fanno a ristrutturare, o sono disoccupati o precari, comunque non hanno la possibilità concreta di mettere in sicurezza la propria casa. Dare un incentivo a queste famiglie che non hanno la possibilità sarebbe un primo passo. Dare anche la possibilità a giovani coppie di avere un fondo, diciamo, un finanziamento per acquistare nel centro storico e ristrutturare sarebbe un'altra cosa da fare, ma anche su quei 90 milioni provare a costruire dei percorsi lavorativi, sia per i disoccupati e i precari del centro storico, ma anche, come diceva prima Sandra, su persone che vengono da situazioni difficili, quindi ex detenuti, persone con problemi psichiatrici. Noi conosciamo tante persone nel centro storico e tutte le persone hanno, diciamo, delle difficoltà più o meno gravi e non possiamo aspettare che la gente sbrocchi, che la gente arrivi all'esasperazione. C'è bisogno di risposte concrete. Sul centro storico non vogliamo più interventini o interventi una tantum, c'è bisogno di un quadro completo, di un intervento completo che inizi un processo di recupero che sia dal punto di vista strutturale, quindi dei palazzi, ma anche dal punto di vista lavorativo, che non sia diciamo, la mancia oppure il lavoro che ogni tot di mese il lavoratore deve andare a pregare sotto il comune, sotto la regione, ma un lavoro che punti anche all'accrescimento, diciamo, professionale, ma anche economico di chi inizia a lavorare in queste cose. Ed è molto chiaro. Poi c'è anche, lo vedremo negli altri interventi, vi chiedo di essere velocissimi perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è davvero risicato, però è molto chiaro, c'è un centro storico che teme di non essere, teme la sicurezza, nel senso che gli edifici non sono sicuri, chiede più sicurezza e chiede più attenzione. Matteo Vocaturo, per quanto riguarda invece l'ambulatorio medico, ci sono delle strutture che potrebbero aiutarvi a dare un servizio migliore? Allora, sulla questione delle strutture sostanzialmente c'è poco da fare, nel senso che quello che ci auspichiamo è che questa iniziativa si allarghi, coinvolgere altri medici, coinvolgere altre persone che ci possono dare una mano concretamente nell'estendere la nostra attività all'interno del centro storico, perché per il momento siamo in 4, per cui non riusciremo a coprire, a soddisfare l'utenza di tutto il centro storico. E quindi lanciamo questo appello: servono più medici, più operatori sanitari per garantire un servizio che sia più efficiente e soprattutto che risponda a tutte le domande che a quanto pare sono abbastanza. Sandra Berardi, avete mai pensato a promuovere anche una cultura diversa del lavoro con delle cooperative? Che cosa manca? Perché non è possibile avviare autoimpresa? Ah no, questo sarebbe possibile, non lo facciamo per scelta perché comunque pensiamo che dovrebbero essere altri anche a promuovere questo tipo di percorsi, cioè noi facciamo già tanto rispetto a quello che quotidianamente riceviamo di segnalazioni. Quale potrebbe essere l'attenzione che insomma, chiedete, che vi aspettate, che auspicate ci sia? L'attenzione unica che possiamo immaginare per un superamento del carcere è quello di investire in prevenzione, di investire in scuole, in biblioteche, perché ovunque si apre la porta di una biblioteca, di una scuola, si chiude quella di un carcere. Questo non lo dico io, lo diceva un grande pensatore del secolo scorso che è Hugo, per cui e lo vediamo concretamente nei paesi laddove si investe in chiave preventiva rispetto a quella che è la devianza e in depenalizzazione soprattutto, perché non tutte le problematiche sociali, non tutto quello che finisce nel carcere è crimine, molta è
il carcere è diventato una discarica sociale. Certo, ci vorrebbe Quindi, un'altra trasmissione assolutamente. per parlare di queste cose, comunque è molto chiaro il messaggio che voi lanciate, e credo che tra le altre cose proprio invece con si sta andando verso attività, uno stato penale assolutamente. con le attività che avete messo in campo nel centro storico di Cosenza, a partire proprio da operazioni culturali, credo che si vada verso la ricerca della bellezza, no? Che possa far superare il quotidiano fatto di stenti, di paure, perché la bellezza, lo sappiamo, educa, la bellezza poi aiuta a creare sogni, e i sogni a volte salvano davvero le vite. Eleonora Rita Formisani, chiudiamo con lei. Abbiamo detto di questo ambulatorio che ha anche questa funzione sociale, no? Quella di ridare speranza. Sì, quello che speriamo è appunto nel nostro piccolo, ricordiamo che oltre me e Matteo ci saranno altri 2 medici finora diciamo certi, la dottoressa Calvelli, il dottore Formisani, poi speriamo che appunto l'offerta e il dottore Febbraio e l'offerta si possa anche diciamo possa aumentare anche grazie a dei medici specialisti che potranno sicuramente affinare l'offerta di cui c'è bisogno. Speriamo sì di dare un po' di speranza per quello che si può appunto sulla salute, ma soprattutto nell'ascoltare queste persone, perché molto spesso quello che proprio manca è un ascolto, cioè molto spesso le persone si rivolgono al medico non tanto per una patologia reale, esistente, ma più che altro per una necessità di dare sfogo a dei problemi che si hanno su un piano diciamo sociale, non tanto appunto sul piano della salute, per cui si spera che insomma riusciamo a colmare quello che si chiede. E ce lo auguriamo anche noi. Tra l'altro sul centro storico ci sono tanti progetti in itinere, quanto la città è pronta poi vedremo anche le realizzazioni e cosa si aspettano gli abitanti del centro storico, ve lo faremo sentire proprio in questa scheda. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, grazie agli operatori studio, il nostro regista Luca Chito, vi auguriamo un buon proseguimento. Centro storico, la parte più bella della città di Cosenza, però con tanti problemi. Francesco Renzelli è un imprenditore che nel centro storico c'è da sempre, quindi ha visto i cambiamenti nel tempo. Di cosa ha bisogno questa parte della città per rinascere? Sicuramente di tanta gente, tanti cosentini che ritornano ad amare questo centro storico, che è chiaramente uno dei più bei centri storici italiani. E in questi ultimi tempi stiamo vedendo tanti turisti che arrivano, che apprezzano tutte le cose che le bellezze, la cattedrale, i vari musei in giro per il centro storico, e ora è arrivato il momento anche di fare un appello agli imprenditori sani di questa città e anche della regione di venire ad investire qui, perché c'è grandissimo potenziale di sviluppo. Ci sono anche tanti progetti attorno al centro storico, milioni di euro dovrebbero insomma far sì che si ritorni ad avere dignità, perché il problema non è tanto Corso Telesio quanto insomma i vicoli interni. È possibile, ci vorrà tanto tempo o resterà ancora un sogno nel cassetto, perché per tanti anni si è parlato ad esempio del contratto di Santa Lucia che è rimasto sulla carta? Sicuramente alcune forze politiche hanno lavorato per il centro storico e ci vuole del tempo, è un processo che richiede tempo, ma basterebbero pochissime, veramente pochissime cose, come ad esempio ripristinare tutte le facciate di Corso Telesio già per dare un aspetto differente e iniziare man mano a prendere delle piazzette interne, risanare delle piazzette interne in maniera tale da cambiare completamente l'aspetto e anche integrare tutte quelle persone che oggi vivono qui
attraverso anche l'apertura magari di negozi di prima necessità, penso a macellerie, penso a piccoli supermercati, penso a altre attività commerciali che servono proprio per i residenti. Quindi mancano soprattutto i servizi oggi all'interno di un centro storico che è per lo più abbandonato. Non parlerei di abbandono, parlerei un po' di parte che è stata un po' messa da parte, perché chiaramente c'è anche morfologicamente una posizione che è su un colle, quindi è un po' distante dalla parte nuova. Ora tutti noi ci facciamo prendere dai luccichini di Corso Mazzini, che chiaramente è il salotto buono della città. In realtà poi, se andiamo a scoprire la nostra vera identità, dove si portano le persone, gli ospiti che vengono da fuori? Si porta nella parte più vera, più intima, che è quella del centro storico, dove c'è storia, tradizione, cultura, teatro, tutte quelle cose belle che si possono far vedere, valorizzare e di cui esserne orgogliosi, esserne fieri. Lei insomma ha fatto anche una scelta controcorrente, quella di restare nel cuore del centro storico piuttosto insomma che andare altrove. Paga questa scelta? Diciamo che abbiamo ulteriormente scommesso per dare un senso ancora più grande al lavoro che le 7 generazioni del Gran Caffè Renzelli hanno svolto durante tutti questi anni. Se siamo qui e siamo da 215 anni nel centro storico, nello stesso posto, ci sarà un motivo. Abbiamo superato 2 guerre mondiali e supereremo tutte le altre difficoltà che ci sono, chiaramente rimboccandoci le maniche, continuando a lavorare per dare sempre qualcosa in più, per dare sempre un motivo in più di orgoglio a questa città che ne ha tanto bisogno. Gli abitanti del centro storico riescono a fare rete e comunque a guardare anche al valore che c'è nel centro storico, oltre chiaramente alla mappatura dei crolli, ai problemi che ci sono e che conosciamo tutti? Ci sono dei comitati che sono nati ultimamente dove imprenditori si sono riuniti insieme per cercare di fare il punto della situazione sia dal punto di vista commerciale, ma in realtà anche per il fatto che questi imprenditori risiedono qui, hanno le attività qui, e questo secondo me è un volano per il beneficio di chi ci vive. Sicuramente l'integrazione, come ripeto, è importante, c'è bisogno di attenzionare in maniera diversa alcune aree del centro storico, però devo dire che già la presenza, una nuova presenza ad esempio della caserma dei Carabinieri, che era stata tolta qui, altri presidi fanno in modo che si possa essere più tranquilli, più sicuri, ma in realtà questo problema sicurezza non c'è nel centro storico, c'è solo da ripopolarlo magari attraverso un protocollo con l'università, portare qui delle facoltà. Se ne è sempre parlato, però non si è riuscito a integrare questa cosa. Potrebbe essere con questa nuova metropolitana leggera, potrebbe essere con un servizio differente, potrebbe essere con l'associazionismo che chiamiamo qui in massa. Ci sono tantissime associazioni nella città e noi mettiamo a disposizione il locale storico proprio per queste associazioni che vogliono magari intraprendere delle iniziative. Quindi siamo, diciamo, con le porte aperte, un po' mi viene in mente il Caffè Petrocchi di Padova, che è il caffè dalle porte aperte, proprio per accogliere chi vuole fare, perché qui c'è bisogno di fare. I bisogni sono tanti che bisognerebbe gratificare. Intanto un'attenzione maggiore da parte dell'amministrazione per ciò che attiene la pulizia, soprattutto nella parte più alta del centro storico, e soprattutto una puntualità in quelle che possono essere le attenzioni in merito ai flussi veicolari. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di avere il transito delle auto, dobbiamo ancora fare qualcosina in più, uno sforzo in più, regolamentare i parcheggi e soprattutto regolamentare questi flussi per evitare che qui ci sia un'aggressione continua di queste auto. E il sindaco sa bene, io più volte ho mandato delle lettere con delle indicazioni molto precise, sottoscritte anche dal comitato che abbiamo fondato qualche tempo fa,
e fino ad oggi purtroppo disattese. Per il resto credo che il centro storico è in continua evoluzione anche sul piano sociale, perché oggi abbiamo una contaminazione di culture variegate, l'attenzione probabilmente va rivolta anche agli ultimi, agli emarginati, agli abbandonati, a coloro i quali sono senza tetto, non ultimi quelli ad esempio che qui ci ritroviamo come ospiti per qualcuno purtroppo indesiderati, per molti da integrare. Mi riferisco ai Rom, mi riferisco alla popolazione di colore, mi riferisco a tutte quelle persone che a vario titolo sono qui presenti e di cui bisognerebbe che qualcuno se ne occupasse a livello istituzionale. Per fortuna e grazie a Dio ci sono molte associazioni di volontariato che oggi svolgono e suppliscono quello che le istituzioni non riescono a dare in termini di risposte, e questo mi gratifica e non poco, perché forse è la nota più bella, più significativa che possiamo dare come risposta al territorio. Non siamo un popolo inospitale, siamo un popolo che accogliamo nonostante le difficoltà oggettive che questo territorio presenta, e le sue fragilità purtroppo le mostra giorno per giorno. Per quanto riguarda invece i turisti, l'hanno riscoperto il centro storico? Io dico di no, perché purtroppo i flussi turistici vengono veicolati in modo inappropriato, inopportuno e molto in modo discrezionale. La parte alta del centro storico, la parte più interna, che per me rappresenta la parte più significativa, più rappresentativa di quello che è il contesto del vero centro storico, l'anima del centro storico, che va vissuto veramente con tutti i sensi, con il sapore di gustare i cibi buoni, veri, autentici, la nostra cucina e non quella artefatta, gustare quelli che sono gli odori, i profumi, e anche se vogliamo gli olezzi. Forse questo ci dà la dimensione di quello che purtroppo è il contesto urbano, le sonorità, i silenzi di questi vicoli, la bellezza di alcuni luoghi che solo in alcuni momenti della giornata si possono veramente apprezzare, nella penombra, nel buio. E vi garantisco, e questo faccio un invito a tutti gli amici, anche i cosentini stessi che temono di venire al centro storico, magari per un luogo comune, qualcuno dice che è un covo di drogati, un covo di ladri. Non è assolutamente vero, è un covo di persone per bene. Purtroppo non aiutiamo questi luoghi comuni a ghettizzare ancora una volta il centro storico. Katia De Salvo, lei lavora nel centro storico di Cosenza, lo vive quotidianamente. Ecco, è un centro storico che deve ricominciare, ma da dove? Dai proprietari. Da veramente coloro che hanno abbandonato questo posto, perché come tutte volte le città antiche sono state abbandonate a beneficio di una città moderna più globalizzata, e a volte si è abbandonato quella che è la storia di ognuno di noi. Quindi io innanzitutto, è un monito che ho fatto sempre e lo continuerò a fare, la città è degli abitanti, e gli abitanti principali sono quelli che la devono vivere come vivono se stessi. E allora io il primo monito lo faccio ai proprietari di palazzi abbandonati, e non faccio guerre, perché non mi interessano le guerre, non mi interessa andare a puntare il dito contro nessuno. Un'amministrazione che alla fine, personalmente posso dire che negli ultimi 10 anni ho visto il meglio di quello che si poteva vedere di questa città, come negli ultimi 20 anni non era stato. Io ero stata lontana per ben 20 anni, seppur stando in provincia. Quando ritornavo mi veniva da piangere, perché non vedevo più la mia città, la città dove ero nata. Per cui ho ritrovato il centro moderno, se così si può dire, perché io sono nata proprio lì dove è nata la famosa piazza della discussione, ma esattamente sono nata proprio in quella casa dove abito, e quindi ho visto una città diversa, una città più vivibile, dove ho voluto far ritornare mio figlio, pure invece allontanandomi dalla città, perché volevo che mio figlio crescesse invece in un contesto rurale, perché la mia città non mi piaceva. Quindi sono ritornata a compiacere, ma soprattutto ho cominciato a riamare il centro storico da dove partono le mie origini. Sono ritornata volontariamente, dico grazie a queste realtà artigiane, che hanno permesso anche a me di poter vivere e, come no, occuparmi anche di quello che può essere una realtà artigiana
in questo caso quella che può essere del maestro Domenico Caruso, che è stato voluto fortissimamente anche da questa, diciamo, amministrazione, proprio per dare l'input a tante realtà lavorative di questo genere e per creare, perché no, anche un momento diciamo di storia, ma anche un momento commerciale partendo dall'antico. Le botteghe nel centro storico sono no metà di turisti, e le botteghe riescono ancora a dare quell'idea di occupazione vera, però concreta. Non posso rispondere per gli altri che lavorano, diciamo, nel centro storico sotto il fare artigianale, perché chiaramente ognuno di noi vive, diciamo, la realtà artigianale, perché non è come entrare o lavorare in un negozio del centro che si occupa di moda o comunque di altro, è una realtà ben diversa e quindi l'approccio al pubblico deve essere gestito in maniera diversa. Ognuno di noi ha le proprie peculiarità, le proprie capacità, le proprie personalità, le proprie professionalità, e quindi l'approccio quantomeno diventa diverso da quello che può essere il negozio del centro. Per quanto mi riguarda posso rispondere di quello che è stata un'esigenza del pubblico e l'offerta che noi abbiamo dato. Chiaramente il mio è un lavoro completamente diverso da quello che può essere il lavoro commerciale tipico della città, perché qui si fa sì promozione del territorio, si fa promozione in questo caso di una realtà artigiana conosciuta nel mondo, perché le tessiture artistiche Caruso sono conosciute ormai nel mondo, ma soprattutto qui si porta a conoscenza di quello che era il lavoro di una volta, che non tanti conoscono. Quindi va da sé che il lavoro non deve essere improvvisato, ma il lavoro deve essere soprattutto di qualità, anche se un contatto con il pubblico last minute, cioè sono poche parole dove tu devi dare le giuste informazioni per informare, per formare e soprattutto per far sì che venga acquisita quello che è la nostra peculiarità nel mondo, cioè l'Italia e la Calabria sono il made in Italy, comunque, anche se l'abbiamo svenduto. Io la parola che mi rimane impresso ormai da tanto tempo, da chiunque, penso che se verrà a Marte sarà la stessa cosa, dove appena entrano toccano e dicono quality. Allora io dico, se il turista che entra qua al 99% quando tocca questa realtà dice quality, loro vogliono la qualità, e se non ce l'abbiamo questa qualità, perché non la dobbiamo dare? E la qualità significa dalla cosa materiale a quella che è la nostra personalità. Quindi il centro storico può ripartire da realtà come queste? Certo, il centro storico deve ripartire da diciamo realtà come queste, ma io dico che dietro ci deve essere la spinta di ognuno di noi, non deve, cioè a questo punto posso dire l'amministrazione l'ha data questa possibilità e la dà tutti i giorni, ed è deprecabile quando poi invece vedo dove basta un attimo, una scintilla per andare contro. Ritengo che comunque quello che dico ci metto la faccia, non è una campagna pro o contro, io sto semplicemente dicendo che quando si devono fare i confronti anche negativi si deve portare comunque un risultato, si deve dare comunque l'alternativa a quello che non può piacere, ma reattiva, fattiva, efficace, non solo parole, perché la gente ormai non vive di parole, la gente ha bisogno. Giuseppe Lanzino, lei è un artigiano del centro storico, intanto si può fare impresa in questa parte della città? Ma direi perché no, con un po' di aiutino dell'amministrazione. È necessario che ci danno agio, che ci ascoltano, vediamo quali sono le nostre esigenze, eccetera, eccetera. Lei perché ha deciso di restare nel centro storico e di lavorare qui? Vabbè, io ci sono dall'86, ho comprato qua, mi sono trovato qua, mi sono sposato qua, mi sono fatto una posizione qua, poi niente mi nasconde che provo un amore per il centro storico, se no non sarei qua al microfono a parlare. Cosa manca per riqualificare o meglio rilanciare questa parte della città? Guarda, additare delle cose, fare critiche, fare queste, diventa molto facile per tutti. Vorrei parlare delle cose fatte bene dall'amministrazione, però ne vorrei parlare nel momento in cui loro mi dicono abbiamo fatto questo, e noi diciamo sì, grazie di quello che avete fatto, ma come vedo nessuno viene e dice abbiamo fatto questo. Che cosa? Quali sono i vostri bisogni? Guardi, i nostri bisogni, che alla fine i bisogni di 3 o 4 artigiani che siamo qua, la gente deve venire ai nostri negozi, la gente deve venire a trovarci, la gente deve venire, non si risolve il problema con una festicciola oppure con una mangiata di coloriel oppure con
palchetti, feste e festine. Bisognerebbe invitare delle persone che praticamente hanno voglia di investire qua al centro storico, hanno voglia di comprare, però comprare non viene nessuno a comprare. Chi è che si viene a raccollare i problemi di tutto il palazzo comprando uno stabile? È solo un peggiore investimento. Solo se le cose non vanno bene, parlo del centro storico più bello, uno dei più belli d'Italia, un bel centro storico, un bello, perché si devono spiegare perché non parte. Perché non parte questo centro storico, visto che è bello, visto che i turisti, perfetti, ma i turisti perché non comprano quando vengono qua? Evidentemente trovano qualcosa che non li spinge a comprare. Giuliana Fittante, lei ci ha creduto, ho aperto un locale nel centro storico di Cosenza, lei pensa che è il contesto giusto per trainare alcuni prodotti, si è pentita di questa scelta? Allora no, assolutamente non mi sono pentita perché io adoro questa parte della città. Credo che sia un patrimonio che ogni cosentino dovrebbe imparare ad amare un po' di più. E io ho deciso di aprire qui il punto vendita dell'Anificio Leo, che è un'azienda eccellente che c'è dal 1873 e così come questa altre realtà di alto artigianato o di marchi storici. Ho il mio punto vendita proprio qui vicino al Caffè Teresio e al Renzelli, che fa parte dei 100 caffè storici d'Italia. Credo che le pietre di questa parte della città proprio trasmettono la storia, il patrimonio e la cultura di questa città, quindi mi piacerebbe se altre attività si aprissero di alto artigianato, di botteghe d'arte, sarebbe secondo me il contesto giusto. Presidente, allora il centro storico di Cosenza attraverso quali direttrici può essere rilanciato? Può essere rilanciato sicuramente su fatti fisici e di recupero architettonico, sismico di tutti gli edifici, ma specialmente rilanciando la cultura nel centro storico e valorizzando i luoghi culturali, ce ne sono tanti, c'è la biblioteca civica, c'è la provincia, c'è il Rendano, c'è il Convitto, c'è tutto il complesso di Santa Chiara, bisogna riempire questi luoghi di cultura. Io sono convinto che lo snodo è lì, insieme alle altre cose, utilizzando bene anche i 90 milioni di euro che il ministro Franceschini ha inserito in un piano per il centro storico di Cosenza. Però lo snodo, io ne sono convinto, è la cultura. Per quanto riguarda l'impegno della provincia? La provincia c'è, adesso noi portiamo una serie di servizi nel centro storico di Cosenza, questo è importante per farla diventare anche punto di riferimento di professionisti, di imprenditori, ecco, questo è importante. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.